Allora, nella conferenza stampa di oggi abbiamo illustrato le azioni che abbiamo posto in essere come Confindustria Funzione Pubblica per una questione sull'amianto nel laboratorio chimico presso l'Agenzia delle Dogane appunto, di Catania, dove si analizzavano dei campioni di materiale contenente amianto in laboratori che non erano autorizzati appunto, ad analizzare questo genere di materiale. E dopo il nostro esposto alla procura c'è stato l'intervento del NAS che ha sequestrato tutta la documentazione e ha fatto sì che l'attività cessasse. Resta ferma la responsabilità fino a quel momento di tutto l'apparato dell'amministrazione. E questo esposto ha dato un esito positivo per noi, nel senso per chi ha fatto appunto questa azione, e si accerteranno in fase di dibattimento tutte le responsabilità del caso.